Picchiata brutalmente e minacciata con un coltello perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito, non a ladri o rapinatori, ma alle sue due figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa un mese e mezzo fa, quando le due ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online il viaggio. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni, la mamma ha cercato di sottrarsi alla furia delle ragazze, ma è stata bloccata e minacciata con un coltello. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le due ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Essendo una delle due figlie ancora minorenne, è stato interessato del caso anche il Tribunale dei minori.